Abbiamo capito da questo virus che la situazione si evolve repentinamente, no? Ti ritrovi la campagna che non ha mai avuto, per dire, ma ha avuto pochi problemi nella prima fase, ne ha di più ora. Ci sono delle realtà che ne hanno avuto prima, ne hanno di meno ora, per cui non c'è da biasimare e da far confronti con nessuno, punto. Dopodiché, al momento noi non abbiamo notizie di misure coercitive proposte. Staremo a capire di cosa si tratterà e se si potrà discutere. Penso che il lavoro di squadra sia fondamentale. Porteremo le nostre ragioni, che non sono né negazioniste, né assolutamente benevole nei confronti del virus, perché il virus c'è, perché quando tu hai 630 persone ricoverate e 73 in terapia intensiva, c'è poco da stare qui a discutere se il virus c'è o non c'è. Non abbassiamo la guardia, prova ne sia che siamo pronti con 1718 postazioni di subintensiva pneumologie infettive, ma siamo pronti anche con 1000 terapie intensive, però è pur vero che porteremo anche la nostra lettura dei dati, no? Che è una lettura che oggi ci dice questo. Ripeto, non si dica, non si scriva che noi stiamo, come si può dire, sminuendo il problema. Per noi il problema c'è, è grosso, importante, stiamo solo seguendo con un'attività di biosorveglianza e biostatistica i dati, perché la storia ci insegna che i dati vanno letti. E comunque vi dico che tutte le curve sono inclinate verso l'ascesa e non verso la discesa in Veneto. È pur vero che la curva delle terapie intensive, quando io a marzo vedo questo, guardate, iniziamo verso il 10 verso fine febbraio, fa così, e arriva al 29 marzo al massimo, ora fa così. Queste sono proporzioni, magari fa così domani, ma al momento fa così. Quindi è una curva lunghissima che, se rispettasse questo andamento, ve l'ho già detto ieri, arriveremo a 150 terapie intensive a fine novembre. Poi magari succede di tutto e fra 3 giorni abbiamo 150 persone in terapia intensiva, non ve lo so dire, però i dati ci dicono questo oggi. Ciò non vuol dire, ve l'ho detto io in maniera anticipata, che non siano necessarie delle misure di alleggerimento. Nel senso che, diciamo, degli aggiustamenti rispetto a aspetti di sanità pubblica si possono ancora adottare, ma questo vorremmo capirlo dopo aver visto cosa vuole fare il governo questo fine settimana. Io auspico che il governo prima o poi si decida di fare un piano come ha fatto il Veneto, dove in base ai numeri si sa già prima cosa accadrà.